Il piano regolatore generale di Agrigento dovrebbe al più presto approdare in Consiglio Comunale per le prescrizioni. Sarebbe un ulteriore passo in avanti verso la definitiva operatività. Lo strumento urbanistico è esecutivo, ma ha rischiato di essere dichiarato non operativo a seguito di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti della Regione. A lanciare per primo l'allarme fu l'Ordine degli Architetti con l'ex presidente Rino Lamendola, che chiese alla Regione di rimediare alle lacune VAS, anche del PRG di Agrigento, per scongiurare le sanzioni europee. Oggi Rino Lamendola, vicepresidente nazionale dell'Ordine degli Architetti, sembra meno preoccupato e ribadisce l'efficacia dello strumento urbanistico. È operativo, tuttavia dobbiamo prendere atto che l'Europa ha anticipato all'assessorato territorio e ambiente l'intenzione di aprire una procedura di infrazione nei confronti della Sicilia per l'articolo 59 della finanziaria del 2009, che prevedeva che tutti i piani, gli strumenti urbanistici che fossero stati adottati alla data del 31 luglio del 2007 potevano essere approvati senza la procedura VAS, ed è il caso del PRG di Agrigento. Oggi l'Unione Europea ci fa sapere che non è così e che la Regione dovrebbe ritirare questo articolo 59, quindi il dirigente generale del Dipartimento Urbanistica dell'ARTA ha dovuto emanare una circolare dove tra le righe dice che sono da considerare nulli e da adeguare tutti quei piani che, sebbene adottati, non siano stati ancora approvati. Un discorso diverso fa invece per i piani che sono stati già approvati e sono in vigore. È il caso di Agrigento. Per quelli dice che sono piani non nulli ma annullabili. Ecco, ci vuole una procedura per annullarli. Quindi il rischio c'è, anche se so che c'è la volontà dell'assessorato territorio e ambiente di trovare una soluzione per evitare che vengano annullati questi piani, perché io vorrei ricordare che annullare un piano significa annullare tutte le concessioni, tutte le autorizzazioni già date in funzione di questo piano, quindi si alimenterebbe un contenzioso enorme, e sarebbe anche un freno per lo sviluppo della nostra comunità. Per chi volesse costruire una casa oppure una villa, deve attenersi al vecchio PRG di Agrigento oppure a quello nuovo? Il nuovo piano è già operativo, quindi dovrebbe attenersi al nuovo. È un caso diverso però laddove ci sono le prescrizioni esecutive. Laddove si attendono le prescrizioni esecutive vuol dire che ancora il piano non è esecutivo, è come se fosse un piano generale, e quindi lì bisogna aspettare che vengano redatte e approvate queste prescrizioni esecutive che per l'antonomasia dovrebbero essere dei piani particolareggiati che vengono approvati contestualmente col piano regolatore. Noi allora avevamo detto che eravamo contrari a differire le prescrizioni esecutive perché sappiamo bene che in determinate zone nevralgiche della città, quando vai a differire le prescrizioni esecutive, vai a dire che proprio in quelle zone nevralgiche a lungo ancora non si potrà costruire, perché non è regolamentato proprio dal punto di vista esecutivo, per dirla in maniera molto semplice.